Annulla la visita in Veneto e sceglie gli US Open di tennis che per la prima volta vedono due italiane contendersi lo scettro di regina della racchetta. Renzi ha comunicato alla segreteria regionale dei Democratici la scelta di saltare l'appuntamento a Verona solo nella tarda serata di ieri. Credo che recupererà l'incontro di Verona nelle prossime settimane, assolutamente. Rimane da stabilire se la visita verrà recuperata prima del 10 ottobre, quando il Presidente del Consiglio e segretario del PD è atteso all'Assemblea degli industriali trevigiani. Una visita cancellata proprio mentre in Veneto il partito prova a riorganizzarsi dopo la batosta elettorale e le dimissioni del segretario Roger Domenech. Il primo appuntamento è previsto per il 22, l'obiettivo è quello di definire in quella data le regole in cui si disputerà la corsa a segretario del partito. I tempi però non sembrano veloci, in ballo al Nazareno c'è lo statuto del partito. È chiaro che dovremmo, io credo, attendere le regole nazionali, le nuove regole nazionali, anche perché il nazionale questo ci chiede, ma io credo che parlare di regole, parlare di candidati, di uomini o donne che vogliono mettersi in gioco sia assolutamente riduttivo. Ma intanto non mancano i distinguo. Dalla Marca Laura Puppato, che esclude invece la propria candidatura, precisa invece che il partito è da ricostruire e che sarà meglio per il PD eleggere un segretario che si possa dedicare a tempo pieno. Io credo che sarebbe proprio opportuno che sia un non parlamentare e soprattutto dia davvero delle disponibilità di tempo rilevanti.